Brutta sorpresa per la città di Conegliano. Alcuni vandali hanno imbrattato con dello spray di colore rosso e verde le antiche mura carraresi nella calle della Madonna della Neve. Una dichiarazione d'amore e una serie di lettere, alte 1 metro, apparentemente senza senso, sono comparse sotto gli archi, deturpando l'antico manufatto risalente al tardo Medioevo. L'atto ha lasciato senza parole anche i passanti. Tra le testimonianze abbiamo raccolto quella del gestore del vicino ristorante Il Castello. Penso che attualmente ci sono dei ragazzi che non hanno niente da fare e che ogni tanto fanno per passatempo certe situazioni, imbrattano o sporcano, oppure, senza essere per questo dei veri vandali o che sia, sono proprio dei nulla facenti. Da genitore li controllerei un po' di più, no? E bisognerebbe tenerli un po' più occupati. Purtroppo queste gente finita le scuole non hanno niente da fare in questo tempo. In piazza si va e si beve. Questa è una realtà, purtroppo. Triste per i giovani. Dura la condanna dell'amministrazione, che ha sporto denuncia contro ignoti e spera di individuare i responsabili del gesto grazie alle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.